Un saluto a tutti, in attesa del fischio d'inizio, oggi Non Solo Carnico è dedicata a Gemona e il nostro ospite è il sindaco Roberto Revelant. Passiamo subito la parola a Gianfranco Biondi. Ci troviamo con il sindaco di Gemona, Roberto Revelant. Grazie, un saluto a lei e a tutti i telespettatori. Ecco, e siamo qui per parlare di Gemona. Gemona, una città antica, che ha una sua grande storia, fa poco più o poco meno di 10.000 abitanti. In passato era considerata un castello inespugnabile e si pagava anche dazio. Era su una via importante, la via Iulia Augusta, una via romana. Oggi dobbiamo parlare di una Gemona ricostruita, risorta, che scommette sul futuro, ma non solamente guardando a quella data tragica che fu il 1976. Ci sono molte cose da dire su Gemona e su come se la gioca. Prego, sindaco. Ci approcciamo oramai ad arrivare al 50° del sisma. Il prossimo anno sarà la ricorrenza del 6 maggio proprio di questo grave sisma che ha sconvolto il Friuli, sconvolto Gemona, ma c'è stato anche un momento di grande orgoglio che ha reso Gemona, i friulani, credo l'Italia intera orgogliosa di quel lavoro, di quell'esperienza. Ma oggi Gemona ha voltato pagina, sta cercando di esprimere il meglio del territorio, di quello che può offrire sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista turistico, sia dal punto di vista anche dell'offerta commerciale. Ci sono tanti aspetti su cui stiamo lavorando e sta crescendo di giorno in giorno anche quella che è l'offerta proprio a favore dei turisti. Diciamo che ci sono progetti collaudati, tra l'altro non solo sulla carta, che fanno di Gemona una meta interessante anche dal punto di vista del turismo e dello sport anche. Sì, da Gemona città dello sport, in collaborazione con l'Università di Udine, nel corso di laurea di scienze motorie, è nato poi il progetto Sportland in condivisione con tantissimi altri comuni dell'area collinare, dell'area pedemontana e dell'Alto Friuli, e crediamo che questa sia la strada giusta da continuare a percorrere, affiancando a tutti quegli sport di nicchia. Penso al volo libero, penso all'arrampicata, penso al trekking. Ci sono dei paesaggi straordinari, delle condizioni favorevolissime che possono garantire un'attrattività notevole in un territorio che è unico, che offre tutto. Gemona è anche baricentrica dal punto di vista sia territoriale, ecco, rispetto al Friuli Venezia Giulia, e quindi riusciamo a raggiungere in pochissimo tempo le montagne, il mare, l'Austria e la vicina Slovenia, e questo è un punto di grande favore anche per le ciclovie, attraversata dalla ciclovia Alpe-Adria all'FVG1, dalla FVG3, dalla FVG6 e dalla FVG7, quindi è diventato anche un hub importante sulle due ruote, e che credo sarà anche sia il presente ma il futuro prossimo garantirà notevoli soddisfazioni al nostro territorio. Tra l'altro Gemona è costruita proprio sulle pendici, no, del monte, è molto visibile. Ci sono tutti questi turisti che da nord verso sud, molti austriaci, molti tedeschi, no, molti stranieri che utilizzano la ciclovia e probabilmente fanno tappa, no, in questa città. Assolutamente, stiamo investendo tantissimo in questa direzione perché crediamo che le ricadute siano notevoli e possano generare anche delle ricadute significative anche nel tessuto urbano e nella riqualificazione del patrimonio edilizio immobiliare, sì, soprattutto quello non utilizzato, e garantire anche un ulteriore reddito alle famiglie con l'attivazione di B&B, di affittacamere, che si aggiungono all'offerta importante delle strutture ricettive. Quindi crediamo che la strada sia quella giusta. Ovviamente i turisti portano ricchezza a tante attività commerciali e è una strada giusta da percorrere. Benissimo, grazie signor Sindaco. Grazie a voi. E per questa puntata è tutto. Ringraziamo il nostro ospite, il sindaco di Gemona, Roberto Revelant, e il nostro curatore di Non Solo Carnico, Gianfranco Biondi. Alla prossima puntata e alla prossima partita.